infoltiscono le fila della DC di Cuffaro. Oggi le adesioni dell'onorevole Carmelo Pullare e di Irene Pilato, presidente del Consiglio Comunale di Realmonte. Emergenza caldo, il pediatra Gueli ci spiega come proteggere i bambini. Oggi si registra il primo weekend da Bollino Rosso e l'ANAS lancia uno spot contro gli incendi generati dall'abbandono di mozziconi di sigarette. Lampedusa sbarchi senza sosta, nella notte arrivati in 226, l'hotspot al collasso, in autunno un centro di prima accoglienza in contrada caos a Porto Empedocle. Il presidente della regione Schifani, grazie a Crosetto per aver accolto la proposta dell'utilizzo dell'aeroporto militare di Sigonella in questi giorni di emergenza. Ricco e interessante il cartellone dell'estate ioppolese, attesa per la sagra del melone giallo, applausi e commozione per il premio Donna Coraggio svoltosi ieri a Favara. L'ambasciatore italiano ad Abu Dhabi Lorenzo Fanara in visita ad Agrigento. E bentrovati dall'informazione di TVA Notizie. Apriamo con la politica, l'abbiamo detto nei titoli, si infoltiscono le fila della DC di Cuffaro. Sentiamo in questo servizio i dettagli. Scelta di aderire alla Democrazia Cristiana dell'amico Totò Cuffaro. Devo dire che l'ho accetta, prima umana e poi politica. Perché? Io avevo deciso di ritirarmi e devo dire che sia l'amico, vi permetto di dirlo, Totò, è l'amico che almeno mi hanno convinto che non andava disperso un patrimonio. E devo dire che io ho accettato anche perché loro non fanno politica. Stanno creando una famiglia ed è vero perché io ho ricevuto, da quando la notizia è diventata pubblica, ho ricevuto solo attestazioni di stima e condivisione della certa, sia da parte di amici che già erano dentro la Democrazia Cristiana, sia degli amici di fuori. E questo la dice lunga perché di solito quando tu arrivi in un partito si irrigidiscono, poi invece io ho trovato braccia aperte e cuore aperto, ma non solo da parte degli amici, ma da parte di una comunità. E siccome i figli prendono l'esempio dei padri evidentemente, i padri sono stati, i genitori sono stati bravi a trasmettere un sentimento che è quello della comunità. Prima gli interessi collettivi e poi gli interessi individuali. Questa è la fondamenta della mia scelta e qua penso di aver trovato quello che da tempo cercavo. Presidente Pullare alla Democrazia Cristiana. Non soltanto un patrimonio da non disperdere. Ma il patrimonio politico ed elettorale di Carmelo è un patrimonio straordinario che non si disperde perché lui è il riferimento e lo rimane dentro un partito di valori come il nostro. La Democrazia Cristiana è un partito di valori, è un partito che vuol fare della politica una scelta di stare vicino alle persone che hanno bisogno, una scelta di tenere in piedi alcune presenze valoriali che troppo spesso, a partire da quello umano, vengono trascurate. Ed oggi per me la cosa più importante, a prescindere da tutto il resto, è sapere che avremo un percorso comune davanti insieme a una persona a cui voglio bene, a un amico, col quale faremo tante battaglie ancora. E credo che sia la scelta, per quel che mi riguarda, più importante. C'è un nuovo colpo in vista, onorevole Cuffaro. Questo è il colpo più importante, tutto il resto saranno altre cose che metteremo insieme, che serviranno a far diventare la Democrazia Cristiana sempre più una grande famiglia, dove la gente sa che se vuole venire
è ben accolta, perché il nostro è un partito libero, aperto, plurale e democratico. Da noi si viene perché si crede in qualcosa ed in qualcuno, e la vita ha valore solo se si crede in qualcuno ed in qualcosa. Onorevole Pace, nell'annunciare l'arrivo di Carmelo Pullare alla DC avete detto: questa è casa tua. Ma non soltanto questa è casa di Carmelo Pullare. Io poco fa abbiamo finito con il segretario nazionale una riunione con i giovani, preannunciando questa conferenza stampa ai giovani hanno detto, lo dico alla stampa: dopo il 26 settembre, giorno in cui sono stato proclamato, forse questo qua è il giorno più bello per me, nulla togliendo a tutte le altre adesioni che sono state tante, ma lo è non soltanto perché Carmelo Pullare è stato mister preferenze, quasi 10.000 preferenze per via soltanto di un gioco, di uno schema elettorale, non lo ha visto nuovamente presente al Parlamento regionale, ma al di là delle sue preferenze è il giorno forse più bello della mia attività politica da parlamentare, perché torna nella sua casa un grande amico. Carmelo Pullare è stato, è e sarà una risorsa per la politica agrigentina. Carmelo Pullare è stato, è e sarà un nostro grande amico. Oggi io sono più sereno, sono più forte, perché le battaglie che condurrò all'interno del Parlamento, dentro il partito, so di doverle fare con un amico a fianco, che altro che non farà che dispensare di consigli utili, non soltanto alla mia crescita, ma alla crescita del partito. Come vedete siamo tutti emozionati. Siamo emozionati perché per noi oggi è una bellissima giornata di festa, afosa, ma una bellissima giornata di festa, da dove si coglie l'animo di una persona. Io ho chiesto a Carmelo Pullare: facciamo questa conferenza stampa applicata, facciamola in un locale dove per te è più idoneo. Carmelo Pullare mi ha risposto al telefono: io devo venire nella vostra casa, per me è un momento anche di riconoscenza per quello che state facendo per me. Non stiamo facendo nulla, non ci sono promesse, non ci sono impegni, è un'adesione spontanea ad un progetto. Il progetto è la Democrazia Cristiana, di cui Carmelo oggi sarà uno degli artefici principali. Irene Pilato aderisce alla Democrazia Cristiana, una carica di Presidente del Consiglio di Realmonte, quindi Realmonte continua ad avere, diciamo, varie adesioni alla Democrazia Cristiana. Io non so che carica ha Irene, lo so, dentro il Consiglio Comunale, è importante che ce l'abbia. So che c'è una donna straordinaria, impegnata nel sociale, impegnata nella vita istituzionale. So che è una grande democristiana storicamente, culturalmente, di appartenenza. So che è una che ci aiuterà a far diventare sempre di più la Democrazia Cristiana un partito che accoglie tra le sue fila tutti quelli che hanno voglia di portare un contributo vero e un contributo di presenza al servizio delle persone che hanno bisogno. Lei lo fa già per lavoro, per professione, per passione, adesso sa che lo farà anche perché questo è un partito di valori, e i valori che lei quotidianamente difende e propugna nella sua vita professionale diventeranno anche i motivi del suo impegno politico nella Democrazia Cristiana. Questa è la cosa più importante, oltre alla sua carica politica che certamente c'è e che noi apprezziamo. Io ho deciso di aderire alla Democrazia Cristiana per diversi motivi. Questa è una scelta che viene da lontano, da quando il presidente Cuffaro ha voluto ricostruire un partito dalla tradizione straordinaria. È una scelta che è maturata lentamente e di cui oggi sono pienamente consapevole. È una scelta quindi dettata da diverse ragioni, una di queste è il valore della sua storia, che sappiamo ricca e lunga di conquiste che hanno accompagnato lo sviluppo di questo paese. La Democrazia Cristiana è stata un baluardo e farla rivivere oggi non è solo un sogno, come dice il presidente Cuffaro, ma è proprio un'esigenza del tempo, un bisogno che affiora nelle coscienze e che si afferma in una fase politica che ha davvero l'esigenza di riscoprire i veri valori. Quindi aderisco ad un partito autenticamente democratico, sostenitore delle libertà, di associazione, del pluralismo, a favore dell'impresa,
ma che non trascura, quindi che si rivolge con attenzione alle riforme sociali e ovviamente ai più deboli e più bisognosi. È caldo straordinario, c'è allarme per anziani e bambini. Noi abbiamo voluto sentire come proteggere questi ultimi dalle elevate temperature in questa intervista che ci ha rilasciato il pediatra Giuseppe Guelli. Ringrazio il direttore per avermi concesso questo spazio, perché mi consente di parlare non tanto di malattie ma di prevenzione. Per noi pediatri è fondamentale e importante prevenire le malattie e quindi mettere in atto dei piccoli accorgimenti talvolta apparentemente banali, ma che consentono di evitare di andare incontro poi a problemi seri e di difficile soluzione. Prevenire infatti è meglio di curare, lo dice anche un vecchio proverbio. Con l'arrivo dell'estate è arrivato anche il caldo. Non ci aspettavamo questo caldo torrido, però siamo immersi in una calura molto fastidiosa che mette in stress non solo gli esseri viventi, cioè gli esseri umani, ma anche le piante e gli animali. Tra questi sicuramente quelli che sono più in sofferenza sono i soggetti fragili e quindi gli anziani, ma soprattutto i bambini. Quindi cosa fare, cosa cercare di fare per sopravvivere a questo caldo torrido? Innanzitutto cercare di soggiornare in un ambiente fresco. Chi non ha la possibilità di avere l'ambiente climatizzato deve garantire quantomeno un ambiente ventilato e quindi non favorire il caldo eccessivo, che a sua volta poi favorisce l'eccessiva sudorazione e il surriscaldamento. Stare all'aria aperta sicuramente fa bene, però bisogna starci nelle ore consentite, cioè nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore pomeridiane. Quindi anche il mare, che può essere frequentato sicuramente, anzi fa bene, bisogna starci non più tardi fino alle 10 del mattino e dalle 18 in poi di pomeriggio. Andando a mare bisogna stare ben attenti alla protezione, cioè alla fotoprotezione, perché la pelle è sicuramente molto stressata e molto a rischio. La fotoprotezione si attua con uno schermo solare non inferiore a 50 SPV e poi con possibilmente di quelli che lasciano un segnale bianco sulla pelle per accorgersi delle parti che uno ha protetto rispetto a quelle che invece possono inavvertitamente essere rimaste scoperte, somministrarlo, cioè applicarlo più volte, e per le parti di pelle a particolare rischio è opportuno usare uno schermo totale tipo un 100. La copertura deve essere ottenuta con indumenti quanto più possibili leggeri, meglio se tessuto meglio di cotone e tessuti lavati con detergenti non aggressivi, meglio il classico sapone di Marsiglia, evitare gli ammorbidenti, evitare i profumanti, perché possono lasciare delle tracce residuali nel tessuto e poi questo a contatto col sudore si scioglie e possono irritare la pelle. Infatti la pelle in questo periodo di molti bambini è sottoposta a una ipersudorazione e i segnali che dà sono quelli della comparsa sulla cute appunto di piccoli puntini rossi, delle vescichette sparsi in quasi tutto il corpo, che sono fastidiosissimi perché danno prurito, bruciano e sono veramente molto fastidiosi. In questo caso il consiglio che vi do è di prevenire la sudamina, così si chiama questo problema, con l'uso dei saponi detergenti con delle polveri a base di avena o di avena colloidale che, abbassando il pH, riducono l'effetto dannoso del sudore, del pH acido, e leniscono anche il prurito. Un altro problema sempre stagionale che dobbiamo cercare di prevenire sono i danni provocati dalle punture di insetto. Per la verità, oltre che in estate, oramai siamo abituati a convivere con le punture di insetti e con gli insetti durante anche le altre stagioni dell'anno, però in estate diventa una vera e propria guerra. Quindi la prevenzione si deve attuare ed è assolutamente necessario attuarla. Purtroppo i prodotti che normalmente si usano per l'ambiente, cioè le varie piastrine che si mettono negli apparecchietti elettrici o anche gli zampironi che emanano i fumi a base di piretro, non sono consigliabilissimi perché se inalati dai bambini potrebbero trarne nocumento. L'ideale sarebbe utilizzare del repellenti per uso topico
quindi quelli a base di ledum per esempio sono molto efficaci, ma anche quelli con estratti di citronella o altri aromi che mantengono lontani gli insetti, stando bene attenti a non spruzzarle sulle parti, per esempio sulle manine, che i lattantini possono portare in bocca e poi possono ingerire il prodotto. Si possono usare anche questi apparecchietti che servono emanano un ronzio che tiene lontani gli insetti, si applicano proprio sul pigiamino, sulla tutina, o anche alla fine può essere utile anche la classica zanzariera con la luce che attira gli insetti e che li elettrizza e li uccide. Il velo di tulle può essere usato la sera, come copertura delle cullette o dei lettini, per evitare che durante la notte gli insetti pungano. Per trattare, poi, una volta che il bimbo è stato punzecchiato, bisogna trattarlo, e per fare quello non usare creme o prodotti inutili. Solo il cortisone per via topica è utile perché riduce l'infiammazione e lenisce il fastidio, usato sulla puntura di insetto può essere molto efficace. Qualora invece la puntura poi, essendo stata grattata, si infetti e si passi poi dalla semplice puntura a quella che noi chiamiamo impetiggine, allora comincia a comparire quell'aspetto di bruciatura di sigaretta o di crosticina che soggiorna quel liquido. In questo caso già abbiamo un fatto infettivo, e in questo caso dovete rivolgervi al pediatra che vi suggerirà che tipo di terapia portare avanti. Ci sarebbero tante altre cose da poter dire, tanti altri consigli, però credo che siamo già stati abbastanza lunghi, quindi io vi lascio, vi saluto, vi auguro una buona estate e ci rivediamo in un prossimo appuntamento. Buona estate, caldo, traffico, vacanze, esodo estivo previsto, il bollino rosso oggi per strade e autostrade. Nonostante l'ondata di calore, saranno tantissimi i siciliani e gli italiani che si metteranno in viaggio in questo weekend che segna il primo bollino rosso e quindi segnala traffico intenso. Sarà il primo, come detto, ma il picco è atteso per sabato prossimo e domenica successivi. L'estate nel suo pieno, e per questo è necessario fare attenzione al rispetto della segnaletica e anche agli orari nei quali mettersi in viaggio. Parliamo ancora di vacanze e la strada non è un posacenere, è la campagna di informazione dell'ANAS che ricorda che il codice penale punisce chi getta mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi perché distruggono l'ambiente e mettono a repentaglio la vita di animali e persone. Vediamo lo spot. E hotspot di Lampedusa stracolmo. Nella notte sono arrivati 226 migranti con 7 barchini soccorsi dalla Guardia di Finanza, 760 in trasferimento e un totale di 2500 ospiti che affollano la struttura in queste giornate di caldo afoso. Alcuni di essi avrebbero dichiarato di essere partiti dalla Tunisia. Sulla situazione emergenziale il prefetto Filippo Romano ha dichiarato che entro mercoledì tutti i minori verranno portati via dall'hotspot, anche in relazione all'allarme lanciato da alcuni lampedusani di giovani migranti allontanatisi nella notte dalla struttura che avrebbero danneggiato un'auto e tentato un furto all'interno di un furgone di proprietà di un corriere. Il prefetto ha altresì comunicato che entro l'autunno nell'area a ridosso del caos a Porto Empedocle sarà attivo un centro di prima accoglienza per migranti con moduli abitativi che potranno ospitare fino a 250 persone. In quella sede saranno effettuate le procedure di registrazione e identificazione dei migranti.
e sono 5 i componenti dell'equipaggio del peschereccio Ferdinando d'Aragona del compartimento marittimo di Reggio Calabria, fermato dalla Guardia di Finanza con un supercarico di 5,3 tonnellate di cocaina già sottoposti al fermo dalla DDA di Palermo. A loro si aggiungono anche i 15 componenti dell'equipaggio della nave madre e battente bandiera della Repubblica di Palau. Le persone già fermate sono Vincenzo Catalano, 35 anni, di Bagnara Calabra, comandante del motopeschereccio, Kamel Tamalui, tunisino, 53 anni, residente a Tricase, e Sami Meiri, tunisino di 48 anni, residente a Barcellona Pozzo di Gotto, Yanis Malik Bargas, francese di 19 anni, ed Elvis Leshai, albanese, 35 anni, che da Porto Empedocle sono stati trasferiti nel carcere Pagliarelli di Palermo. L'equipaggio del mercantile, composto da 15 persone di nazionalità ucraina, turca e azera, viene al momento scortato da mezzi navali della Guardia di Finanza che stanno facendo rotta verso Palermo, e noi abbiamo ascoltato il comandante del nucleo della Guardia di Finanza di Palermo, colonnello Gianluca Angelini. Si tratta del più importante sequestro di cocaina mai effettuato nel nostro paese, nonché uno dei più rilevanti a livello mondiale, 5,3 tonnellate di stupefacente che avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali introiti per oltre 850 milioni di euro. Il canale di Sicilia si conferma crocevia dei traffici illeciti, nonché una delle principali direttrici verso l'Europa dei flussi di cocaina provenienti dal Sud America. Per questo l'attenzione investigativa della Guardia di Finanza si conferma molto elevata in questo particolare teatro operativo, potendo sfruttare appieno il dispositivo integrato fra la componente investigativa territoriale e quella aeronavale nell'esercizio delle sue funzioni di polizia del mare affidate in via esclusiva al corpo. Scali aeroportuali siciliani nel caos. Crosetto dice sì all'utilizzo di quello militare di Sigonella per venire incontro alle necessità di viaggiatori, e Schifani ringrazia. Ringrazio il Ministro Crosetto per aver dato prontamente la disponibilità dell'utilizzo della pista di Sigonella per venire incontro alla situazione delicatissima che si è determinata a Fontana Rossa. Anche la Regione sta facendo il massimo, mettendo a disposizione tantissimi mezzi gommati per far defluire tanta gente che è stata dirottata a Trapani e a Comiso. Siamo fiduciosi che nel giro di poche ore tutto questo trovi una soluzione. Favara, le sue criticità, i suoi difficili equilibri politici, noi ne abbiamo parlato con il sindaco Palumbo. Sindaco, parliamo dell'attività comunale. Parecchie turbolenze l'hanno caratterizzata in questa sua sindacatura, il Consiglio Comunale sulle tariffe etarie. Ecco, qual è la situazione al momento? La situazione è difficile, ma lo sapevamo, lo stiamo affrontando con serenità. Come dico sempre dai miei, dobbiamo puntare il risultato nel lungo periodo. Le piccole polemiche sterili di poco conto o le polemiche strumentali ci toccano poco. Stiamo affrontando dei problemi che erano atavici. Come vi dico sempre a tutti, purtroppo la polvere messa sotto il tappeto negli ultimi 30-40 anni la stiamo ripulendo noi. Si ritiene soddisfatto di questo periodo di sindacatura? Molto, molto complicato, soprattutto l'ultimo anno, ma sì, era quello che ci aspettavamo. Stiamo dando un'impronta di pulizia, di trasparenza, abbiamo riformato molte cose, abbiamo digitalizzato l'ente, abbiamo raddoppiato la riscossione, sul PNRR siamo stati protagonisti assoluti in tutta la Sicilia con più di 32 milioni di euro di lavori presentati. È dura, è difficile, i risultati non si colgono subito, ma spero seriamente che i miei concittadini a lungo andare apprezzeranno il lavoro. La vertenza rifiuti? È stata chiusa. Scusa, la vertenza rifiuti, sindaco? È stata chiusa per come doveva, purtroppo era uno sciopero che aveva poco senso. Io sono sempre dalla parte dei lavoratori, ma l'ultima volta che c'è stata un'agitazione dovevano ricevere 5 mensilità, da 3 mesi non venivano pagati, oggi con me in realtà sono stati pagati puntualmente ogni mese.
addirittura siamo riusciti a recuperare 4 delle mensilità arretrate, avanza un solo mese, con 1000 sacrifici, soprattutto anche perché il Consiglio Comunale ha sabotato e boicottato la riscossione per i primi 6 mesi, siamo comunque riusciti ad onorare le fatture, quindi voglio dire un lavoro enorme che è stato fatto. Lo sciopero, ahimè, non aveva senso e poi alla fine ha portato ad essere... Ma lei si sente osteggiato dal Consiglio Comunale? No, ma è normale, cioè voglio dire, purtroppo avendo solo 3 consiglieri comunali su 24 era normale che doveva crearsi questo clima. La cosa positiva è che molti consiglieri comunali d'opposizione iniziano a capire che l'opposizione, l'ostruzionismo che va contro il sindaco ma che colpisce la città ha poco senso, diciamo che gli estremisti sono rimasti in pochi. Lei è un sindaco di sinistra, dove va la sinistra per ora in un momento in cui vediamo che il centrodestra, in particolare Fratelli d'Italia, continua sempre ad aumentare il consenso? Perché non c'è consenso verso la sinistra? Vedete, io dico sempre che purtroppo un certo tipo di sinistra ha dimenticato quelle che sono le fasce più bisognose. Ci siamo concentrati su temi che sono importanti ma che dovevano essere uno dei temi. Abbiamo perso il contatto con la gente, con le fasce popolari, teniamo infatti, la sinistra in generale tiene nelle zone dove c'è più persone con un livello culturale maggiore, che sono comunque economicamente non hanno problemi, e perdiamo infatti nelle zone popolari. La mia vittoria lo dimostra, noi siamo sempre stati con il popolo, insieme alla gente, ci hanno riconosciuto come utili e soprattutto come vicini a chi aveva bisogno, e quindi così siamo stati premiati. Lei è per un'aggregazione del centro-sinistra, 5 Stelle, PD e le altre forze? Guarda, personalmente, appartenendo a Rifondazione Comunista, non credo tanto nel centro-sinistra in questa composizione. Dico sempre, a favore, il centro-sinistra ha vinto e ha convinto, anche perché oltre al merito personale mio, diciamo della mia squadra assessoriale, delle persone che mi hanno sostenuto, anche perché era un sinistra-centro, cioè un'aggregazione a guida ferma di sinistra, con valori di sinistra, vicina alla gente. Se la sinistra impara nuovamente a prendere il controllo, diciamo, di questa aggregazione, a non farsi trascinare in queste derive centriste, moderate, probabilmente potrà ritornare a governare in questo paese. È un uomo di 59 anni, è morto dopo un intervento chirurgico alle gambe fatto all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I familiari hanno presentato una denuncia e la procura ha aperto un'inchiesta. È stata sequestrata dai carabinieri la cartella clinica e il PM di turno ha fatto eseguire l'autopsia sull'uomo. 3 i sanitari in servizio al presidio ospedaliero che sono stati iscritti anche per dare loro la facoltà di tutelarsi nel registro degli indagati. Le ipotesi di reato sono di omicidio colposo e responsabilità per morte colposa. L'uomo era stato ricoverato dopo essere caduto dalla moto, procurandosi alcune fratture alle gambe. E invece un'altra notizia di cronaca: Licata, per un malore è stato fatale ad un uomo di 60 anni che è deceduto istantaneamente in spiaggia. Ed è tutto pronto per l'estate ioppolese. È stato presentato il cartellone ricco di eventi, mentre c'è grande attesa per la sagra del Milone Giallo. I dettagli nell'intervista che ha raccolto Arturo Cantella. Siamo a Ioppolo Giancazio con il sindaco Domenico Migliara, il neosindaco che anche lui quest'anno, come tradizione delle sindacature precedenti, ha voluto far partire con forza l'estate ioppolese 2023. Avete scelto uno slogan, Sicilia Bella. Ecco, sono tanti gli appuntamenti previsti, parliamone, sindaco. Salve a tutti, quest'anno come ogni anno abbiamo voluto organizzare un programma per l'estate ioppolese 2023, l'abbiamo intitolato Sicilia Bella, estate ioppolese 2023. Abbiamo messo sopra un programma abbastanza ampio che dura più di un mese, che va dal 19 di luglio al 14 agosto. Abbiamo voluto cercare di rappresentare un po' tutte le età, dai più giovani ai meno giovani. Abbiamo serate di DJ in piazza, di discoteca, ci sono una serie di giornate
per quanto riguarda dedicate al teatro, abbiamo una serata di un cabarettista abbastanza noto, Alessandro Gandolfo, e poi siamo arrivati alla terza edizione del Il rosso si indossa e non si versa, per quanto riguarda la violenza sulle donne. Quest'anno siamo alla prima edizione della festa della giornata dell'emigrante, che abbiamo voluto fortemente, organizzato dall'associazione ioppolese Beddameni, e come ogni anno il fiore all'occhiello è la sagra del melone giallo. Quest'anno la sagra del melone giallo verrà fatta in 2 giorni, sabato 5 agosto e domenica 6 agosto. La giornata di sabato è la giornata più ricca per quanto riguarda la sagra, dove abbiamo pensato a una sagra sulla stessa falsariga dell'anno scorso per addobbare una serie di cortili nelle varie vie cittadine. Sarà distribuito il solito riso al melone, gelato e una serie di pietanze abbastanza prelibate, sempre a base di melone giallo. Un impegno che l'amministrazione sua ha voluto continuare. E quanto è importante anche ai fini turistici, diciamo, la sagra del melone giallo per Ioppolo? È molto importante sia dal punto di vista turistico sia da un punto di vista economico, perché vogliamo cercare di dare la possibilità ai pochi produttori che sono rimasti a Ioppolo di cercare di dare più pubblicità possibile al melone giallo ioppolese. Quindi diamo appuntamento a sabato 5 e domenica 6 agosto per la tradizionale sagra del melone giallo? Sì, il 5 agosto, come avevo detto poco fa, sarà la giornata clou della sagra, e la giornata del 6 ci sarà la distribuzione del riso e del gelato al melone. Chiaramente ci sarà la collaborazione di un noto chef del nostro territorio? Sì, praticamente la sagra sarà organizzata dall'OS ACLI Agrigento, dove è il nostro partner nell'organizzazione dell'evento. Ci sarà uno chef noto della provincia di Agrigento, che è lo chef Lombardo, che ci delizierà delle loro prelibatezze, sempre a base di melone giallo. La manifestazione ha visto anche il coinvolgimento attivo di diverse aziende locali. Ecco, questo sostegno quanto è importante, Sindaco? Per noi è stato molto importante quest'anno coinvolgere tutte le attività locali che hanno sostenuto sia l'estate ioppolese che la sagra del melone giallo in particolare. E adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità e torniamo tra poco con altre notizie. Storie di donne eccezionali, vite tra dolore e impegno, sono state le donne insignite ieri sera dal premio Donna Coraggio, giunto alla sua seconda edizione. Un pubblico commosso e attento ha assistito ad una serata in cui sono state raccontate vicende ed esempi di resistenza al dolore. Sentiamo. Il Castello Chiaramonte di Favara ha ospitato ieri sera la seconda edizione del premio Donna Coraggio, organizzato dal CIF di Favara, sezione Nobildonna Ghibellini Turco, patrocinato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Sono state premiate le donne distintesi per il coraggio espresso in situazioni di dolore e di difficoltà, dando grandi esempi di impegno sociale. I riconoscimenti sono andati a Mimma Pletto, Giuseppa Pompeo, Gesuela Pullara, Angela Manca, Anna Asaro, Francesca Nifosi, Carmelina Nobile e Roberta Catani, ha presentato la giornalista Margherita Trupiano. Un'iniziativa importante è giunta alla seconda edizione. Ringraziamo il CIF di Favara e Antonella Monreale per dare la possibilità al nostro paese di essere il paese ospitante di questo prestigioso riconoscimento. Ci dà la possibilità di far conoscere la nostra città, di far conoscere soprattutto il Castello Chiaramontano e soprattutto Donna Coraggio. È un riconoscimento che si dà a donne che si sono comunque contraddistinte per l'attività e per il coraggio dimostrato nella loro vita.
Ce l'abbiamo fatta, siamo ormai qua a Castello, abbiamo avuto un po' di problemi perché prima avevamo detto che era nel sagrato della Chiesa Madre, però poi, come si sa, ogni problema ha una soluzione. Ed eccoci qua stasera, Donna Coraggio, delle donne che si sono distinte in tutta la Sicilia veramente per il coraggio che hanno di affrontare la vita. Sono felice che stasera abbiamo avuto l'onore e l'occasione di avere queste donne qua. Che dire? Mi auguro semplicemente che vada tutto bene, che finalmente possiamo pensare per la prossima edizione. Un lavoro impegnativo anche da parte della giuria. La giuria è stata meravigliosa, la giuria ha lavorato tantissimo in questo periodo perché le donne scelte erano tante e quindi abbiamo dovuto fare una selezione. Speriamo che abbiamo fatto la scelta giusta. Siamo qui stasera nel castello Chiaramonte di Favara in questa splendida location per dare risalto alla bellezza, al coraggio di meravigliose donne che lottano in una società che è difficile da vivere in questo momento. E quindi è un'opportunità unica oggi quella di vedere come queste donne hanno la voglia, la determinazione di andare avanti. Questo evento è la seconda edizione di questo evento grazie alla carissima amica Antonella Monreale, terzo vicepresidente Lions e anche presidente CIF, che con la sua tenacia, determinazione, con la sua passione ha voluto fortemente questo evento per esaltare queste donne coraggiose che stasera premieremo. Noi sosteniamo questo evento importantissimo, siamo stati chiamati alla compartecipazione al patrocinio di questo evento Donna Coraggio, che devo dire un evento molto importantissimo, di cui saranno questa sera premiate delle donne che si sono contraddistinte nella vita e nella famiglia per eventi eccezionali. Ringrazio la Presidente di CIF Antonella Monreale, che è veramente vulcanica per l'organizzazione e per l'evento così importante. Gli intermezzi di Nino Seviroli, Franco Sodano e Antonella Vinciguerra. Pittiano un pozzo giù a riposare, paci un navi giù, sta qui tu cosa quando cadi dai all'assari, quando la vita mia finisce il E l'ambasciatore italiano ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, è stato in visita ad Agrigento. Vediamo cosa ci racconta Eugenio Cairone. Lo Stelai, la struttura nel cuore della Valle dei Templi, ha avuto un ospite eccellente, il quale ha scelto di trascorrere la serata nella suggestiva location per assistere allo spettacolo Il Simposio degli Dei, con la regia di Marco Savatteri. Si tratta dell'ambasciatore italiano ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, accompagnato dalla consorte, signora Sofì. Ad accogliere l'ospite i titolari della struttura, Simona Frenna e Antonio Alba. Lorenzo Fanara è agrigentino. Dal 2002 al 2006 è stato presso l'Unione Europea a Bruxelles, successivamente per 4 anni a Mosca. Dal 2010 al 2013 il ritorno a Roma presso il gabinetto del ministro. Nel 2018 viene nominato ambasciatore in Tunisia. Dallo scorso anno Lorenzo Fanara è all'ambasciata di Abu Dhabi. Particolarmente entusiasta la consorte sia del luogo che del panorama, ma anche dello spettacolo che tra una pietanza e l'altra prevede spettacolari rappresentazioni ispirate all'antica Grecia.
Al momento della sua nomina ad Abu Dhabi, l'ambasciatore italiano aveva parlato dell'importanza fondamentale della cultura, strumento indispensabile per favorire il dialogo e la reciproca conoscenza. Possiamo dire che già il luogo che lo ha ospitato parla di cultura e che l'ambasciatore Fanara sia arrivato ad Agrigento con la città che si appresta, come è noto, ad essere proprio la capitale della cultura. Domani l'eurodeputata della Lega Annalisa Tardino sarà ad Agrigento alle ore 18:30 insieme al ministro per le disabilità Locatelli. Incontreranno l'associazionismo per discutere sul tema all'interno della sala conferenze di Casa San Filippo. Intanto stamane in conferenza stampa a Palermo il ministro ha detto: abbiamo decreti attuativi molto importanti entro il 2024 legati anche al PNRR. Uno fondamentale è quello della revisione dell'accertamento della condizione di invalidità civile. Clamoroso quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, Madia, l'ex OPG ospedale psichiatrico giudiziario. Un detenuto, secondo quanto si apprende, di circa 30 anni, è evaso dalla struttura, scavalcando il muro di recinzione. L'evasione sarebbe stata effettuata intorno alle ore 15. L'uomo, di origini milanesi, era detenuto da inizio mese a Barcellona e per calarsi in strada, a quell'ora deserta, complici le alte temperature, avrebbe utilizzato un lenzuolo. Le forze dell'ordine hanno cinturato la città del Longano per ritrovare l'evaso. Nel luglio 2019, l'ultima evasione dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, quando 2 uomini si erano dati alla fuga dopo aver allargato le sbarre scappando dall'8° reparto. E adesso ci passiamo allo sport. Carmelo Lentini ci aggiorna sulle ultime novità dal mondo del calcio. Calciomercato in grande movimento per le squadre agrigentine di Serie D. Il Canicattì ha infatti ingaggiato Ciccio Millesi in qualità di collaboratore tecnico di mister Orazio Pidatella ed ha anche confermato Giuseppe Ferruccio quale preparatore atletico. Inoltre è stato confermato il difensore Filippo Raimondi, il portiere Tommaso Scuffia, l'attaccante del 2000 Abubakar Sidibe e l'esterno Giuseppe Tedesco. Per quanto riguarda la vicina di casa, la San Cataldese ha ringiovanito un pochettino i ranghi con il tesseramento dei difensori Emanuele Osague, classe 2004, Ismaele Bonacorso 2005, poi ci sono i centrocampisti Federico Sino 2004 e Giuseppe Zappulla 2005, oltre il centrocampista Alessio Lonigro del 90. E poco calciomercato, almeno sinora, per il Licata, che ha semplicemente confermato il portiere Federico Valenti e i difensori Benny Calaiò e Alessandro Cappello. Il Sant'Agata ha ingaggiato l'attaccante del 2003 Federico Aquino ed ecco qua la notizia, la novità, è il difensore agrigentino puro sangue Michele Fragapane del 93. Per quanto riguarda la squadra biancazzurra agrigentina, bel colpo dell'Acreas che ha tesserato l'esperto attaccante catanese Gianluca Litteri, classe 1988, e il giovane centrocampista spagnolo Xavi Perez, proveniente da Limonese. Da ricordare che lunedì prossimo scatta la preparazione precampionato e diversi calciatori sono arrivati o stanno per arrivare in previsione delle preventive visite mediche. E intanto l'argentino Cristian Lama, che è arrivato proprio di recente, ha rilasciato una prima intervista del biancazzurro che seguiamo immediatamente. Cristian Jama ritorna in Sicilia dopo 3 anni. Quali sono le prime sensazioni? Sono molto contento di essere un'altra volta in Sicilia, questa volta rappresentando l'Agragas. Sono molto convinto che sarà un anno molto importante. Questo solo dipende da noi e sicuramente da tutti i miei compagni. Cosa ti ha convinto a scegliere Agragas? Guarda, voleva tanto tornare in Sicilia
al di là di che ci sia gente dietro questa società che la conosco, quindi so che è gente seria e che vuole fare bene, quindi sicuramente si farà così. Cosa ti senti di dire ai tifosi? No, che ci accompagnino durante tutto quest'anno, che sicuramente noi cercheremo con i fatti dare tutto sul campo. Hai già avuto modo di sentire Mister Coppa? Quali sono le prime impressioni su di lui? No, ancora non ho sentito Marco, sicuramente ci troveremo dopo 3 anni, un'altra volta lunedì, quindi sono molto contento. In bocca al lupo Cristian, forza Crepi, grazie, forza. Ed ora alcune novità di calciomercato per quanto riguarda le agrigentine. Le agrigentine di promozione e di eccellenza. Per quanto riguarda l'Empedoclina, oltre a rafforzare l'organico tra riconfermi ed arrivi di qualità come quella di Giovanni Taormina, si potenzia anche la base tecnica. Il vice del neotecnico Peppe Gambino sarà l'ex bandiera granata e capitano Peppe Granone, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo ed a dedicarsi interamente alla propria squadra. Anche lo Sciacca, che partecipa al torneo di eccellenza, registra alcuni arrivi di qualità. Infatti è arrivato il giovane portiere Luca Amata, catanese puro sangue, classe 2003. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile della Sicula e Leonzio, poi ha giocato con il Biancavilla, l'Avello, l'RG Ticino ed ha fatto l'esordio in Serie D nella scorsa stagione con il Canicati. Ritorna a casa anche il giovane centrocampista saccense Mattia Golino, figlio d'arte, dopo la parentesi positiva con l'Acregas, ma in precedenza aveva indossato la maglietta del Cittanova in Serie D e quella della Vibonese in Lega Pro. Infine, un altro giovanissimo portiere classe 2005, si tratta di Pietro Licata, che ha giocato a Casteltermine nello scorso campionato di promozione nel girone di ritorno. E termina qui questa edizione odierna del nostro telegiornale, dove vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento alle prossime, agli aggiornamenti. A tutti un buon weekend.